Nella Nuova Venezia di ieri è stato riportato un intervento di Fabio Bordignon che nelle premesse narra delle estreme difficoltà del Partito Democratico nell'intentare di raggiungere un accordo con il Movimento 5 Stelle, un'alleanza che sembra non decollare in alcuna direzione. Detto ciò, l'articolo si focalizza principalmente sulla sanità. Citiamo testualmente: i dati demoscopici che indicano un drastico calo della soddisfazione della pubblica sanità, dopo un incremento durante la pandemia, la soddisfazione è diminuita in un modo significativo negli ultimi 2 anni, passando dal 48% del 2021 al 29% del 2023, secondo il rapporto Gli italiani e lo Stato curato dell'Università di Urbino. Il dato si restringe notevolmente nelle componenti sociali più vulnerabili e nel Mezzogiorno, afferma Bordignon, il che rende la sanità pubblica un tema politicamente cruciale e al contempo di interesse per il pubblico. Con tutto il rispetto delle opinioni di chiunque, ci sentiamo di aggiungere comunità che di fronte a un bilancio regionale che destina l'85% delle risorse alla sanità in Veneto e a episodi come quello che si è verificato anche ieri sera a Chioggia, in cui un 66enne colpito da un infarto è stato rapidamente stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Mirano, scusate, tramite elicottero del 118. Coloro che desiderano trarne vantaggio politico dai disagi che nel settore sanitario non possono certo mancare, dovrebbero però anche presentare soluzioni concrete anziché limitarsi a criticare. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore.